Ciao Artemondo, oggi siamo con un grandissimo personaggio, un guru dello spettacolo, Fabrizio Ducci. Ciao a tutti. Allora, senti Fabrizio, tu come sai, ormai lo saprà tutto il mondo, che noi siamo un'associazione di promozione artistica, soprattutto per gli artisti emergenti. Allora io vorrei innanzitutto che tu dicessi alle persone che poi ci guarderanno chi è Fabrizio Ducci. Oddio mio, Fabrizio Ducci nasce a Roma tanti anni fa, abbastanza anni fa diciamo. Nasco in una famiglia tipicamente romana, figlio di un imprenditore. Mi sono affiancato poi a mio papà, che è stato da sempre il mio maestro sia di vita che nel lavoro, e quindi sono cresciuto nell'azienda di famiglia e poi dopo a un certo punto ho cambiato lavoro, ho deciso di cambiare lavoro ed entrare in questo mondo della pubblicità, dello spettacolo, dello sport, di eventi, un po' tutto quanto. Perfetto, allora Fabrizio, senti, noi sappiamo anche che tu organizzi tantissime cose, no? Oltre che gli eventi, tu hai anche una trasmissione televisiva, no? Sì. Dove conduci anche un reality. Sì. E siccome noi siamo onorati di questa cosa, anche perché una delle nostre ragazze parteciperà a questo reality, ci hai concesso questa cosa di far partecipare la nostra Rosita al tuo reality, vorrei che tu spiegassi che cosa è questo reality, dove va in onda e quando si potrà vedere. Questo reality, quella che andremo a registrare adesso nei mesi estivi, sarà la terza edizione, è l'unico reality che non va in onda in TV nazionali importanti o basi satellitari importanti, è l'unico reality che va appunto in onda per la terza edizione, andrà in onda con un grande sforzo economico, con un grande apporto dei nostri amici sponsor. Ricordiamo che andiamo in onda su Gold TV, sul digitale terrestre, che è visibile in Campania, nel Lazio, nelle Marche, in Piemonte e presto anche in Lombardia e in Veneto, quindi diventerà quasi a livello nazionale sul digitale, e su Sky, su 856, su Gold TV. È molto seguito da diversi anni, questo serve per dare la possibilità alle ragazze di avere visibilità, di confrontarsi con una telecamera, perché poi la trasmissione dura tutto un anno, a partire da settembre fino a luglio dell'anno dopo, infatti adesso siamo quasi alla conclusione della seconda edizione, e questo per dare tanta visibilità a queste ragazze che si vogliono affacciare nel mondo dello spettacolo e non solo. Comunque poi entrano a far parte delle nostre realtà. Senti, vogliamo spiegare anche in che cosa consiste questo reality? Questo reality sono 12 ragazze che si sfidano per vincere il reality e quindi un contratto di lavoro con la Ducci Enterprise, quindi con la mia azienda, e in tutte le attività dove io sono presente, e poi per fare un calendario che il calendario sarà questo, il calendario 2011 Ducci Enterprise 12 Girls. Con dei meccanismi, fanno delle prove all'interno della casa, non ci sono eliminazioni, ma le ragazze si sottraggono voti fra di loro, fanno ogni giorno delle votazioni sottraendosi dei voti, e poi ci sono penalità, ci sono situazioni, vengono ospiti personaggi dello spettacolo che vengono a interagire con le ragazze, chi ospite un giorno, 2 giorni, 3 giorni, insomma, ecco, questo è un pochettino il discorso di questo reality, che però comunque insomma bisogna seguirlo poi per capire i meccanismi. Perfetto, senti, allora, visto e considerato tutte queste cose, noi vorremmo che tu dassi un consiglio a chi vuole intraprendere la carriera di artista. Allora, è una cosa molto difficile da dire, perché è una cosa, io mi ci scontro un po' tutti i giorni, arrivano ragazzi, ragazze, giovani, io voglio fare, la cosa importante è crederci, non prenderlo come un passatempo. Io lavoro perché se lavori allora lavori, non puoi pensare a questo. Io conosco anche persone che hanno fatto il Grande Fratello o persone che hanno fatto altri reality che adesso studiano seriamente per fare gli attori e le attrici, e c'è chi va a fare la cameriera o chi va a fare la sera o chi va a fare comunque dei lavori umili per portare avanti un sogno. Ecco, allora questa è una cosa molto importante, bisogna prima di tutto crederci, sacrificarsi ed avere bene in mente dove si vuole arrivare. Se si pensa che qui si arriva solamente perché si è belli o perché magari si ha la conoscenza, non è questa la strada, bisogna avere una base e bisogna essere preparati. Quindi questa è una cosa
perché io ci tengo tantissimo a dirlo. Ok, va bene, puoi fare un reality, entri in un reality, ma se poi dopo non hai la preparazione, dopo non vai da nessuna parte.